d'altronde essere in diretta web non è mica una cosa da nulla, bisogna farsi belli. Mi sono appena fatto completamente il cappellino da tamarro, ragazzi. Mi sono fatto pelato appositamente per i miei ascoltatori, sono proprio liscio come il sederino di un bambino. Un saluto da Sammy Varin, ben ritrovati RPL, Radio Padania Libera, l'overdose settimanale di musica indipendente, la musica a chilometro zero, le buone vibrazioni del territorio. E che territorio! La vedete tra un filo e l'altro, signori, ma c'è, se andate sul filo interdentale del sito radiopadania.org la beccate, guarda, c'è il filo del microfono in mezzo, ma di fianco a me c'ho già la prima ospite che arriva da Lissone, alle porte di Milano, a 2 passi da Monza. Lei è però originaria di Monza, si chiama Sabrina Gatti, ciao! La Sabrina Gatti, ciao. Giovanissima, 23, 22, 23, quasi 23. Quasi 23. No, 23. Stai per diventare 24enne? Certo, il 10 maggio. Il 10 maggio compie 24 anni, è il bello di avere 24 anni, signori, che puoi fare tutto quello che ti pare. E in effetti, Sabrina, stai provando tutte le emozioni possibili e immaginabili. Sì. Cioè, hai cominciato ballando? Ballando, no, sfilando. Sfilando? Poi diciamo che non serve solo la bellezza, no? Bisogna anche esprimersi. Sapere esprimersi col proprio corpo, ballare, poi cantare, poi presentare, tante cose ho fatto. Cioè tu hai fatto anche la presentatrice? Sì, nelle piazze. Con questo qua o no? No, inizialmente ho fatto da sola. Anche, sì. Poi ho conosciuto questo signore qua. Che gli facciamo un applauso, Dino Angelini, è lui! Non si fa vedere, è meglio che non parli, perché se attacca a parlare lui ti canta anche la canzone che ha scritto, gliel'hai scritta tu la canzone, ecco, ti immagini? Diciamo quindi tante esperienze, tanti personaggi che si incrociano nell'ambito dello spettacolo. Diciamo appunto che alla tua bella età ti sei buttata un po' a capofitto in tutte queste emozioni, imparando a ballare un po' tutti i tipi di danza, compresa quella del ventre, signori, che è una cosa che tira. Sì, è una danza molto sensuale, diciamo, me la sento molto anche ballandola proprio, mi sento me stessa, no? Una padana al 100% di Lissone, specializzata in danza del ventre. Sì. Io non lo so, adesso purtroppo siamo ancora alla fine di marzo, il look che ha la nostra amica non è quello giusto, però il prossimo giro siamo curiosi, perché è soltanto un certo tipo di clientela. Siamo aperti anche noi a vedere la danza del ventre, ma soprattutto in questo momento a sentire la canzone di Sabrina Gatti, che lanciamo nell'etere tra le primissime radio a livello nazionale, quindi in questo momento ci sentono quei 300-400 mila ascoltatori che da Torino fino a Palermo sono sintonizzati su Radio Padania in FM, sul sito internet radiopadania.org, con le radio DAB o con il telefonino, ormai è così comodo, scarichi l'app Radio Padania e senti la nostra emittente. Ce la sentiamo la sua canzone, Sabrina Gatti, Anima Ribelle! Grazie.
Cosa dici? Cosa dici? Parla, che tanto non ci sente nessuno. C'era il microfono in mezzo. C'era il microfono in mezzo, adesso invece ti si vede bene. Sì. Perfettamente con su questo cappellino che è particolare anche. Sì, a me piacciono i cappellini. È un po' da guerra, secondo me. Sì. Nella vita bisogna sempre essere pronti. Bisogna lottare. Una guerrascia potrebbe arrivare da un momento all'altro. Nata per lottare. Beh, senti, sei su Radio Padania, una radio più rivoluzionaria di noi, difficilmente esiste. Lei si chiama Sabrina Gatti, ma attenzione, non cercatela su Facebook, perché Sabrina Gatti si è tolta perché ne aveva piene le scatole di Facebook, ed è giusto, perché ogni tanto nella vita uno si deve ribellare a questa moda. Sì. Sono tutti su Facebook, io sono su Facebook, non mi piaceva, persino Dino Angelini è su Facebook, persino il nostro regista tecnico Roberto Colombo è su Facebook, persino i fratelli Baù sono su Facebook. Anche Sammy Varini, io ci sono in tutte le salse, sono su Twitter, cercatemi ovunque. Però a un certo punto la Sabrina Gatti ha detto: cosa me ne frega, tanto io faccio serate, faccio discoteca, presento, eccetera. Chi mi conosce si fa avanti, chi non mi conosce, il Canta-Brianza, signori, chi ci segue da Lissone, dalla provincia di Monza e Brianza, non può non conoscere lo storico Canta-Brianza, che vede patron proprio il grande Dino Angelini, che ti ha poi cucito addosso questa bellissima canzone intitolata Anima ribelle. Questa è proprio per te. Sì, sono proprio io. Poi hanno azzeccato proprio, perché nella vita sono proprio così, ribelle, un po' angelo, un po' diavolo. Immagino tuo padre sia felicissimo di questa infatti. cosa, anzi lo salutiamo. Come si chiama? Il mio babbo non ci capisce niente, non mi capisce più. Babbo, come si chiama tuo babbo? Ambrogio, cosa ci vuoi fare? Porta pazienza, d'altronde. Un carattere particolare. Sì, ma il bello è non essere troppo moscettini, sennò ci si annoia nella vita. Un po' di pepe in culo ci vuole, e avere una ragazza che si butta così in tutte le specialità, dal canto al ballo al presentare spettacoli, è forte, è forte. Signori, la Sabrina Gatti quindi la trovate esclusivamente contattando il Dino Angelini. È lui che ha scritto questa canzone, è lui che promuove questi artisti giovanissimi, Sì, c'è Lanfranco Busnelli, che lo sai che dopo si incazza se non lo nominiamo. Lui dice: sono sempre l'ultima ruota del carro, dice il Busnelli, ma non è vero. Diciamo che rispetto all'Angelini, l'Angelini le sempre chi, e il Busnelli arriva ogni tanto, è vero? E quindi è bello nominare anche lui. Signori, se siete a caccia di nuovi volti, nuove voci, se amate la musica indipendente, soprattutto quella giovane, il consiglio del Semivarin è sempre quello di utilizzare internet, in questo caso Dino Angelini, ma questa canzone, Anima ribelle di Sabrina Gatti, si può tranquillamente scaricare da tutti gli store digitali nazionali e internazionali, e per l'estate 2015 ci sta un pezzo un attimino un po' più ballabile, un po' più divertente, soprattutto di questi tempi. È vero, molto fresco, mi piace anche a me. E ci sta. Made in Italy, Buena Suerte Records, me raccomandi. Senti, ma cosa fai stasera? Beh, stasera non ho ancora deciso, perché a me piace improvvisare. Vedi? Nella vita quindi ci pensavo. Non mi piace pensarci troppo, sai, a volte è bello anche chiamare un'amica, e quindi si va, si esce, improvvisare, si va a ballare, si va a bere, una danza del ventre in Piazza Duomo a Monza, ci può stare nella vita, ci può stare. Cara Sabrina, grazie per essere passata dalle frequenze di Radio Padania. Chiaramente spargi la voce che la tua musica gira anche su Radio Padania. Sabato sera ore 20:30 la replica di ciò che abbiamo ascoltato finora, ma il bello, signori, deve ancora venire, perché so che voi ascoltatori fidelizzati con la nostra emittente poi andate a conoscere meglio questi artisti e magari li invitate anche all'interno delle tante feste della Lega che girano in questo periodo. Sabrina, tanti bacini. Grazie. A presto, ma adesso arriva Mal! Butta dentro la canzone, Mal!
Nel mare della musica, e se volete ci aggiungiamo anche 50 anni nel mare della musica, perché Mal in effetti è da qualche tempo che si trova imbevuto nelle emozioni più belle che tutti vorremmo provare, quelle della musica, e lui con queste emozioni ha passato le generazioni, signori. E adesso l'abbiamo al telefono. Mal, ciao! Ciao, come stai? E che cavolo, bene, con questo bellissimo CD pieno, ricco di emozioni. Grazie, grazie a te. Sto ancora galleggiando. Stai ancora galleggiando nel mare della musica. Senti, ma qua di fianco c'è uno che ha detto: no, no, non parlo, però adesso è qua che mi tira la giacchetta, no? Il Dino Angelini, Dino Angelini. Ciao Paul. Ma com'è successo? Come ti sei incrociato con Mal? È dal 2000 è dal 2000 Adesso non parliamo di date, altrimenti subito uno fa i calcoli, dice vediamo quanti anni ha Mal, vediamo quanti Dino Angelini, cioè, non ce ne frega niente. Fatto sta che questi incontri portano fortuna e portano a uscire con questo CD bellissimo. Prima di tutto un CD strapieno di musica, perché di solito ci sono 5, 6, 7, 10 canzoni in un CD. Signori, qui in un CD ci sono 20 pezzi, tra i più belli di Mal, da pensiero d'amore a furia, c'è dentro di tutto, per tutte le età. Guarda, dall'altra parte del vetro c'è subito il nostro tecnico che dice cazzolina, anche furia, dai che sto... Ma ci sono anche i pezzi nuovi, perché Mal non si è mai fermato, è vero? Io non mi fermerò mai. Anzi, se apri questo nuovo CD lo vedete dentro anche tutta la mia storia. C'è 10 pagine, c'è un libretto dentro con tutte le fotografie di me quando ho cominciato a cantare 50 anni fa, ai prima armi, con il mio piccolo ciuffo all'Elvis, quando ero magro, non è che sono molto grasso adesso, però qualche chilo in più ce l'ho da... Ma ci vuole. L'ho messo su. Ma ci vuole. C'è questo bellissimo libretto dentro con tutte le fotografie da quando ho partecipato a certe trasmissioni televisive come La Fattoria, un reality che ho passato in Brasile con Eva Eng, poi c'era con non lo so, in teatro con Lorella Cuccarini, Scherzi a parte. Chris, c'è tante cose, tutto in questo libretto dentro questi 50 anni di carriera, questo bellissimo CD. Signori, iniziate a prendere nota. Mal nel mare della musica. Adesso c'è la pubblicità, ma ci risentiamo tra qualche istante ancora con Mal e buttiamo nell'etere un altro pezzo. A tra pochissimo. Ancora
Io non dico niente, signori, ma che abbiate 40 anni, 80 oppure 20, questo nuovo CD di Mal fa per voi. Nel mare della musica, fresco fresco, è probabilmente uno dei primissimi passaggi che si fanno a livello nazionale. Il primo, dice il Dino Angelini. Mal, complimenti, che sonorità, che musica, che ritmo, che voce e che tutto, perché questo cofanetto è veramente speciale. C'è dentro un libricino che veramente racconta tutta la storia fino ai minimi particolari, con delle foto stupende che ti vedono ritratto con i look più strani e stravaganti. Diciamo che ne è passata, mamma mia, ce n'è una anche dei primordi. Che figaccione qua, ragazzi, cacchiolina. Diciamo che ne hai passate di tutte le salse, di tutte le situazioni, ma il tempo sembra non passare, soprattutto per l'affetto che il pubblico continua a regalarti, Mal. Cioè, appena vai in qualunque situazione, che sia radiofonica, televisiva, feste, c'è gente che ti acclama perché fai parte non di una generazione, non di 2 generazioni, ma qui ce ne sono almeno 3, secondo me, che girano. E perdonami, io ho aperto per 30 secondi, mi è bastato liberare per 10 secondi il telefono e sta già squillando all'impazzata. Prendiamo una chiamata proprio per il rotto della cuffia, perché so che hai poco tempo. Pronto? Sono io? Buongiorno. Ecco, Sammy, sono Reddy. Io volevo parlare un attimo con Mal. È qua. Sì, passamelo un po'. Ascolta, Mal, no, forse non so se ti ricorderai, ci siamo conosciuti, io avevo il mio gruppo d'orchestra, il gruppo di quartetto, a Teheran, in Persia. Tu sei stato lì. Mamma mia! Ma qualche anno fa. Conosciuti, io sono Reddy Bobbio. Hilton Hotel? Come? Dove suonavi? A Hilton? No, all'Intercontinental. E tu hai conosciuto molto bene, eravate sempre assieme, al mio batterista, Walter Shebram. Quello magro, quello molto magro. Quello di Genova. No, quello lì tu hai conosciuto, no, lui abitava sì, in Liguria, certo. Comunque ci siamo conosciuti, mi fa piacere sentirti. Comunque sono passato parecchi anni, è stata un'esperienza unica di cantare. Io cantavo a questo locale lì, mi sembra che si chiamava Miami o un nome simile, o in Teheran. Erano 2 volte che sono stato lì prima che è stata questa rivoluzione. È stata veramente un'esperienza. Non tornerò più sicuramente, però mi è rimasto nella mia memoria quel momento molto bello. Forte. Va bene. Ciao Reddy, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao Reddy, vedi, basta aprire per un attimo le linee e c'è qualcuno che ricorda, in questo caso qualcun altro addetto ai lavori, altri colleghi musicisti, ma immagino che nelle prossime settimane ricominceremo a vederti in televisione. Dai, facciamo un po' di promozione per questo CD. Beh, speriamo bene, dopo 50 anni non è che mi è mancato dalla televisione tutti questi anni, però qualcosa adesso per riproporre qualcosa nuovo. Il disco appena uscito, perché abbiamo ritardato un po' l'uscita di questo disco, sperando che una di queste canzoni inedite sarà stato accettato al festival, però purtroppo sappiamo come vanno le cose. Sì. Ormai ne siamo abituati, ma ci siamo abituati noi addetti ai lavori, vi siete abituati voi artisti che normalmente venite accettati solo in determinati giri, diciamo così, ecco. Se uno si mantiene fuori da determinati giri non è facile avere la porta aperta, ma è il bello, signori, di Mal, che nella vita ha sempre voluto lanciare positività con la propria musica, e in questo CD c'è veramente musica per tutte le generazioni, da Pensiero d'amore agli ultimi pezzi appena sentiti, ma anche a classici come Betty Blue, se volete Occhi neri, ma anche Furia, che piace ancora a tutti i bambini del mondo. Mal, un grande abbraccio, ti ringrazio davvero per questi saluti su Radio Padania. Noi restiamo in contatto e magari ci risentiamo nelle prossime settimane, dai. Ok, ti ringrazio moltissimo per questo
intervista, questa chiacchieratina, e la prossima volta io chiedo al mio amico Dino, che sta lì sicuramente, che mi ascolti, che la prossima volta che vengo in zona vostra di portarmi in studio, perché non è facile parlare al telefono. Bene. Vedere in faccia le persone. Ok, mi piacerebbe stare con voi a chiacchierare e raccontare un po' di qualche aneddoto. Volentierissimo, Mal. Volentierissimo davvero. Un abbraccio, buona musica. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Hai capito, Dino? Me lo devi portare male, perché il Dino parla, poi dopo porta se stesso, no? Effettivamente, che ma io non parlo. Allora, il Dino Angelini oggi ci ha portato la Sabrina Gatti, che è ancora qui negli studi, che sta ricevendo adesso tutti i WhatsApp di parenti, amici, eccetera, no? Che si hanno sentito in 10.000 proprio. E il bello poi arriverà sabato sera con la replica a partire dalle 20:30, ricordando a tutti gli amici che andando sul sito radiopadania.org c'è il canale YouTube e lì tranquillamente la potete rivedere. Cosa vuoi dire ancora? Vuoi mettere pensiero d'amore? Dai, allora chiudiamo con la traccia numero 1 del CD di Mal, Nel mare della musica, con un classico intitolato Pensiero d'amore, ma attenzione signori, non andate via perché tra pochi istanti arrivano dal Veneto i fratelli Bau. A tra poco! Oggi in musica indipendente c'è veramente musica per tutte le orecchie, che abbiate 20 anni, che abbiate 90 anni, siamo passati dalla giovanissima Sabrina Gatti, 23 anni, a Mal con il suo nuovo CD, ma adesso sono venuti a trovarmi dalla montagna del Veneto i fratelli Bau. Ciao!
Ciao! E per la cronaca, fratelli Baù, dici, ma come si chiamano con un nome mica facile, Blonde Brothers, eh? Sì, diciamo che completo sarebbe Blonde Brothers Baù, perché abbiamo dato questo tocco internazionale, però sempre tenendo il legame alla nostra radice, che è Sasso di Asiago. Ecco, loro sono di Sasso di Asiago e oggi hanno preso la Brum Brum e sono venuti a trovarci nei nostri studi per presentare un CD bellissimo, ma non soltanto il CD, signori, perché qui c'è anche un libro di poesie, perché abbiamo qualcuno che ama così tanto trasmettere le emozioni che non si ferma soltanto alla musica, e Luca Baù ha scritto anche questo bellissimo libro intitolato Bruci Amo. E c'è sempre il termine bruciare, accade spesso nella vostra musica. Come mai? Diciamo che sentiamo dentro la fiamma dell'arte, dell'emozione, del trasmettere alle persone ciò che abbiamo dentro. Quindi, e poi il bruciare come qualcosa che non se ne va da noi, come qualcosa che ci tiene in vita. Insomma, la vita brucia, è la vita. La vita brucia, ragazzi, brucia, e come bruciamo anche le calorie ascoltando la musica bellissima dei Blonde Brothers.
signori, pezzo particolare perché il titolo è in inglese, ma la canzone è in italiano. Come mai queste idee? Come mai queste idee? Ma diciamo che siamo partiti dal ritornello per poi fare le strofe suonavano bene anche in italiano, quindi abbiamo preferito comunicare in italiano. E questo è coraggio, perché uno faceva prima scrivere tutto quanto in inglese e magari gli suonava ancora meglio. La lingua italiana non suona bene come quella inglese. Il coraggio è anche riuscire a cantare in italiano. Intanto chi è più veloce entra in diretta allo 0266203529, in diretta i Blonde Brothers, i fratelli Bau dall'altopiano di Asiago. Pronto? Ciao Sammy. Uè. Oi, Chi l'è? sono la Paola. La Paola, racconta. Ma che bello! Ma che canzoni! Oggi si folleggia, siamo passati... Ma tutti i giorni. C'è una canzone con la Filippina. Anche la Filippina ci abbiamo, certo. Ascolta, io volevo comprare il CD per regalarle al mio nipote che abita in Austria. Sì. Come faccio? Adesso diamo tutte le informazioni. Grazie Paola, un abbraccio a te. Allora ricordiamolo subito per chi ascolta Radio Padania da tutta Italia, ormai ci si sente un po' a macchia di leopardo ovunque, poi attraverso i telefonini, scaricando l'applicazione Radio Padania Libera ci prendi davvero anche a Milano, sottoterra, in metropolitana. La musica dei Blonde Brothers, perché attenzione, questa è musica indipendente a chilometro zero, questa è la musica del contadino, come un buon formaggio asiago. A me piace appena invecchiato, ecco, possibilmente. Non è facile da trovare questa musica, ma chiediamo direttamente a loro se c'è qualche modo particolare attraverso internet o magari qualche negozio per chi ci segue dalla zona veneta, da Asiago, qualche negozio che a memoria sapete che distribuisce i vostri CD. Come avere la musica dei Blonde Brothers, scritto Blonde Brothers? Beh, diciamo prima di tutto il nostro sito c'è proprio la richiesta il form dei contatti www.blondebrothers.com, nel quale troverete tutte le informazioni riguardanti i nostri CD e come acquistarli anche sul web, perché sono su tutte le piattaforme digitali. Quindi basta fare la richiesta nel nostro sito e noi lo invieremo. Fantastico, signori. Rompete le scatole ai Blonde Brothers, perché questa è veramente bella musica cantata con il cuore. L'ultima volta i Blonde Brothers sono venuti qua e effettivamente li ho un po' rimproverati, perché ho detto: ma voi arrivate dalla terra veneta, non avete cantato neanche un pezzo in lingua veneta? Signori, è passato più di un anno che, ci crediate o no, ci hanno fatto una canzone in lingua, grazie, cavolo! Prego, l'abbiamo registrata nel garage di casa, però diciamo che è proprio si sente la macchina era spenta, l'automobile era spenta, è importante. Sì, l'abbiamo spenta per mezz'ora. È importante, perché sennò era un casino veramente. Senti, di cosa parla questa canzone? Parla di come bisogna ricordarsi delle proprie origini e di valorizzare appunto la territorialità, che è quello che diciamo guarda caso tutti i giorni da Radio Padania, ma ci avete letto nel pensiero, perché in questo mondo globalizzato c'è proprio l'esigenza di ricordare appunto da dove si viene, no? È vero, purtroppo ce lo dimentichiamo troppo spesso, siamo invasi da prodotti che arrivano da tutto il mondo, quasi obbligati ad acquistarli perché costano meno, ci mischiamo insieme a culture di tutto il mondo e spesso e volentieri queste culture sembrano migliori della nostra e ci vogliono in qualche modo mettere sotto, chissà perché. Invece, partendo dalle lingue e dai dialetti, signori, dobbiamo cercare di amare un po' di più i nostri territori. E allora io ve la sparo immediatamente, così quelli che ci seguono nella replica delle 20:30 se la sentono, ma noi dopo le 14 torneremo in diretta con un fuori programma ancora con i fratelli Bau, i Blonde Brothers, che saluto e che ringrazio. Cantemo in dialetto, signori, Blonde Brothers! In questo mondo globalizzato
Signori, questa è la musica indipendente di Radio Padania Libera. Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin, fuori programma. Eh sì, un fuori programma musicale con i fratelli Bau che arrivano da Asiago. Loro si chiamano in realtà Blonde Brothers, scritto Blonde Brothers, i fratelli biondi in questo senso, che in effetti è il nome più azzeccato, non ci fu. Biondi assolutamente, fratelli, sono d'accordo. C'è differenza d'età, se siete gemelli, come siete messi? Sì, diciamo che abbiamo 3 anni di differenza. Ah, dai, non si direbbe. Io e Luca sono il più vecchio e lui è il più giovane. Dai. E avete deciso insieme di buttarvi in questo agone musicale, o c'è qualcuno che ha trascinato l'altro dicendo dai cacchio, ma mettiamoci insieme? Dai, diciamo che la nostra vicina di casa voleva portare il suo figlio a scuola di chitarra e poi non voleva mandarlo da solo e siamo andati insieme e poi abbiamo continuato così per caso. Però l'idea di cantare a doppie voci, che ci contraddistingue proprio questa idea di cantare a doppie voci, ci è stata data da 2 nostri amici di Bologna. Un nostro amico ha anche scritto proprio il pezzo Fly Your Mind, che si chiama Alessandro Margozzi, e la sua compagna Gloria Bonaveri. Proprio ci hanno dato questo input di cantare a doppia voce. Beh, signori, anche perché il risultato è assolutamente fenomenale. Loro sono delle belle persone e ci stanno, funzionano in uno spettacolo dal vivo, per cui meglio di così. A proposito di Blonde Brothers, diamo ancora una volta i contatti. Chi volesse saperne di più della vostra musica, chi volesse scaricare legalmente la vostra musica, ma attenzione, diamo anche un infoline, un numero di telefono per avere informazioni su di voi e magari per avere a casa, per ordinare il vostro CD. Abbiamo sentito prima la signora Paola che magari non ha internet. Bene Paola, adesso diamo un numero di telefono, tu chiami alla fine di questa trasmissione, gli fai i complimenti ai fratelli Bau che arrivano da Asiago e gli chiedi di ricevere a casa il CD. Vai con i contatti. Allora l'infoline è 347 96 62 132. Ripetiamo il numero. 347 96 62 132. E poi, per contatti invece tramite internet, chi ci ha acceso il telefonino o c'ha il computer davanti, dove deve andare? Su www.blondebrothers.com, scritto blonde bro THERS.com, oppure su tutti i social networks come Facebook, Twitter o Instagram. Diciamo, su Facebook siamo con il De davanti. The Blonde, che fa ancora più figo. The Blonde Brothers suona ancora meglio. E questi suonano, ragazzi, questi vanno in giro, non è che stanno a casa la sera a dormire, questi girano per l'Italia. E allora diamo anche qualche data. Radio Padania è molto ben ascoltata in Veneto, dove poter sentire la vostra musica nelle prossime settimane. Beh, il 9 aprile saremo ospiti di TVA Vicenza sulla trasmissione In Piazza alle 21 di sera. Dai, TVA Vicenza, 9 di aprile, appuntamento con i Blonde Brothers. Poi l'11 aprile suoneremo live nel negozio di dischi Discovery di Schio, Vicenza. Fantastico, e anche lì si sente benissimo Radio Padania. A Schio, nel negozio Discovery. Signora, questo è territorio, non è che questi vanno nel forum di Assago in mezzo a migliaia di persone che non li vedi neanche. I fratelli Bau li puoi toccare, ti prendono il CD e te lo autografano, che è uno dei piaceri della vita, perché ti porti a casa una vittoria, un piccolo ricordo di loro, un qualche cosa che va al di là della stretta di mano. Vai con le altre date. Poi il 29 maggio saremo live alla birreria Trenti di Pove Valsugana. E qui birra per tutti quanti, chiaramente, Pove Valsugana, birreria Trenti. Lo dico piano perché c'è molta gente che in questo momento sta ricordando cacchio, sì, ma ci sono stato anch'io, ma allora vado. 29 maggio, chiaramente se salutate i fratelli Bau da parte di Sammy Varin mi fate felice. E infine il 19 di giugno saremo al nostro paese, proprio alla festa di Sant'Antonio di Sasso di Asiago, e siamo molto fieri di dirlo perché suonare lì è sempre una grande emozione.
è uno dei piaceri della vita, insomma, bisogna suonare nel proprio paese. Come prendono questa cosa i vostri vicini di casa, i vostri amici? Perché sai, no, non è mica da tutti avere dei vicini di casa, degli amici che suonano e che girano poi nei vari locali. È intrigante anche sta cosa. Sì, diciamo che ci sono sempre delle canzoni preferite da qualcuno, da qualche nostro amico, e quindi cerchiamo sempre di farle anche in maniera rivisitata. Bello, 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 signori. Chiaramente sono tutti da scoprire, i fratelli Bau, e li scopriamo meglio ascoltando un altro pezzo dal loro ultimo CD. Ancora, che non è quella di Edoardo De Crescenzo, no? Notte alta, uno sveglio, no, è una, non è quella, giusto? No, non c'entra niente. È un po' più rock. È appena un po' più rock, signori. Fratelli Bau!
indipendente di Radio Padania spazia un po' ovunque. Oggi abbiamo fatto follie, perché nella musica indipendente del martedì abbiamo sentito prima una giovanissima Sabrina Gatti, poi abbiamo intervistato niente po' di meno che Mal, lo storico cantante anni 60-70, e adesso siamo andati in Veneto con i Blonde Brothers, i fratelli Bau, che suonano molto bene, non danno fastidio alle orecchie. E non succede spesso, signori, perché sai, quando si è giovani e poi si è in due, la tentazione di fare musica un po' più pesante è forte. No, non danno fastidio alle orecchie. E allora io lo chiedo, dico, ma le vostre ispirazioni musicali, i vostri guru musicali, chi sono? A chi vi siete ispirati musicalmente per la vostra musica? Beh, diciamo che siamo partiti dai cantautori italiani, però abbiamo ascoltato il jazz, il blues, e non sapevamo appunto all'inizio di cosa si trattasse il nostro stile, no? E poi con il tempo abbiamo capito, grazie anche a Ron che ci ha paragonati agli America, wow, e ai provini appunto di Sanremo, e abbiamo capito appunto che avevamo un genere un po' country, un po' americano, ma anche cantautorale italiano. Infatti c'è lo zampino, un po' cantautore, un po' country, voglia di evadere, ma con un piede sempre nel territorio, e infatti chi ci ha acceso da mezz'oretta si sarà sentito pure un pezzo in dialetto, e questo qua io me lo becco, suonato nel garage. Vediamo se me lo rimettete ulteriormente a posto o me lo remixate, ma se no io lo mando in onda anche così, perché è un pezzo in veneto. Poi quello che mi fa rabbia, appunto, che gran parte degli artisti, voi siete di Asiago, ma anche chi ci viene a trovare da Bergamo, da Brescia, quasi si sforza di parlare in lingua franca, di parlare in italiano. Poi tra di loro parlano in dialetto, parlano in veneto, parlano in lingua normale. Questa è la cosa che uno dice, ma cacchio, ma scusa, ma parliamo tutti quanti in lingua. È quasi uno sforzo, e in effetti ve l'avevo detto, quando ci siamo visti l'ultima volta, dicevo, cacchio, buttate dentro anche un pezzo in lingua, in dialetto. Beh, signori, ce l'hanno fatto, lo riproporremo. Cantemo in dialetto è un pezzo che comunque rivela l'amore per il proprio territorio, e magari nel prossimo CD mi dicevi, oltre a questo, un pezzo ancora più complicato in un'altra lingua. Sì, diciamo che l'altopiano di Asiago è anche famosa è anche famoso per avere questa lingua cimbra. Cimbra. Proprio una lingua antica parlata dai nostri avi, e sarebbe bello fare un pezzo proprio con questa lingua. Cacchiolina, ci faresti un regalo bellissimo a noi di Radio Padania, che amiamo i territori nord, centro e sud, e che vogliamo partire proprio dai territori per fare politica, per rifondare questo benedetto paese, ripartire dai prodotti territoriali, dai nostri buoni prodotti, senza andare a comprare robe che arrivano dall'altra parte del mondo, senza queste imposizioni anche musicali, che arrivano da questi grossi network, dalle radio, dalle televisioni importanti, che ti fanno sentire sempre i soliti 20 pezzi. Beh, tranquilli, su Radio Padania noi quelli non li ascoltiamo. La musica che sentite su RPL è esclusivamente musica a chilometro zero, e per qualunque informazione sugli artisti che sentite 24 ore su 24, poca musica ma buona, lo sapete, c'è il Sammy Varin, mi trovate alla mail sammy.varin@radiopadania.net, mi trovate su Facebook, su Twitter, mi trovate tranquillamente anche qui in via Bellerio, citofonare Varin, no, non ancora, citofonare Radio Padania, e possiamo tranquillamente berci un caffè padano. Lanciamo un altro pezzo nell'etere, signori, siamo fuori programma con la musica indipendente di Sammy Varin e i The Blonde Brothers. Ascoltiamo
appena appena un po' invecchiato, signori. I fratelli Bau, Blonde Brothers, dei Blonde Brothers su Facebook, cercateli, fatevi amici, seguiteli. Questa è musica indipendente a chilometro zero, musica genuina, come si fa nelle malghe, si conosce il contadino, si conosce quello che fa il formaggio, si porta a casa una toma di quelle buone che non si trova assolutamente nel supermercato. Beh, signori, questa musica non la trovate nei negozi di dischi, dovete richiederla espressamente ai fratelli Bau, così si chiamano, da Asiago. E a proposito chiaramente della vostra musica, io chiedo ancora una volta il contatto, sia quello telefonico che quello tramite internet. Tante radioline si accendono in questi minuti per il pomeriggio politico di Radio Padania, che partirà più avanti, e certamente chi ci segue dal Veneto è interessato a invitarvi magari a una delle tante feste della Lega che ci saranno in primavera-estate, o feste comunque promosse dal comune, dalla provincia, dalla regione. Andiamo ancora con i contatti. Allora, l'infoline è 347 96 62 132. Ripetiamo, 347 96 62 132. Oppure attraverso il sito internet www.blondebrothers.com. È la magia dell'internet, signori, ovunque voi siate potete sbirciare questi due giovani ragazzi che hanno deciso di buttarsi a capofitto in questa bellissima esperienza musicale e che vedrete anche in televisione il 9 di aprile su TVA Vicenza. Bella occasione per vederli suonare anche dal vivo. Dai che lanciamo un altro pezzo prima che parta la pubblicità. Dunque stiamo ancora sul CD? Sì, dai, dopo la pubblicità invece facciamo quello dal vivo con le chitarre, perché sono portati due chitarre, stanno zitti quatti quatti, ma sono portati le chitarre. Cosa mettiamo? Do You Want? Dai, Do You Want? Do You Want è cantato tutto in italiano o è proprio in inglese? Perché questi fanno i furbetti e fanno il titolo in inglese e poi cantano in italiano. Com'è qua? Questa è tutta in inglese. Quella, incredibile, ragazzi. E fa parte del primo disco chiamato Lights and Shadows. Primo CD dei Blonde Brothers.
Con Sammy Varin fuori programma quest'oggi con la musica indipendente e dal Veneto i Blonde Brothers, dall'altipiano di Asiago, signori, sono venuti fin qui in via Bellerio a Milano per portarci la loro bella musica. Io non posso far altro che ringraziare i fratelli Bau, e ci hanno portato veramente una soffiata di novità e soprattutto musica genuina, musica che non si trova facilmente in giro. Il consiglio del Sammy Varin, se ci seguite dalla zona del Veneto, è quella di scoprire direttamente la loro musica dal vivo, facendo un giro sul loro sito internet, sul loro Facebook, Blonde Brothers, o anzi meglio The Blonde Brothers, ma basta scrivere anche Luca Bau, salta fuori, viene uno che è anche l'altro e rimanete sempre in contatto. Ragazzi, un grande abbraccio a voi, ma non vi lascio andare prima dell'ultima canzone che suonate dal vivo, visto che vi siete portati non una, ma ben 2 chitarre. A voi, grazie per essere passati da Radio Padania. Alla prossima! Grazie a voi, amici. Questo Grazie. è Cavallo da guerra. Cavallo da guerra, signori, per restare sempre in battaglia. È un cavallo che quando parte lascia dietro polvere. È un cavallo che sulla strada porta in mondi magici. Un cavallo che sfreccia, è un cavallo che vive. Walking down the way you are, walking down the way you are. È un cavallo che mentre corre semina anche il tempo. È un cavallo che sulla via ci salva dal pensiero. Un cavallo che sfreccia, è un cavallo che vive. Walking down the way you are, walking down the way you are. È un cavallo che mette ali e piedi per volare. È un cavallo il cui nitrito insegna voce nobile. Un cavallo che sfreccia, è un cavallo che vive. Walking down the way you are, walking down the way you are. Walking down the way you are, walking down the way you are, walking down the way you are. I Blonde Brothers, ciao! Ciao! Avete ascoltato Musica Indipendente.